Un incontro operativo si è svolto al comune di Realmonte al fine di mettere a punto un piano che consenta un efficace servizio di vaccinazione agli over 80 e ai soggetti anziani che vivono in situazioni di particolare criticità. Il coordinamento ha programmato le attività che prevedono di agevolare le procedure per la prenotazione, il trasporto, la distribuzione, nel caso di soggetti invalidi intrasportabili, la somministrazione delle dosi presso il domicilio del richiedente, previa acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali. All'incontro del centro operativo comunale erano presenti il primo cittadino Sabrina Lattuca, l'assessore Rosalia Anastasi, il dirigente generale del comune Giuseppe Vella, il responsabile della protezione civile Vincenzo Cottone e i componenti del tavolo della solidarietà. Sono felicissima di potervi comunicare che finalmente siamo Covid-free. Abbiamo superato il momento di criticità. Questo tuttavia non ci deve fare abbassare la guardia, quindi dobbiamo continuare a rispettare rigorosamente la normativa anti-Covid. Inoltre vi aggiorno su un incontro che è stato fatto stamattina in amministrazione comunale. COC e Protezione Civile hanno posto in essere un tavolo operativo. Ciò è finalizzato a una maggiore celerità ed efficienza della campagna vaccinale rivolta agli ultraottantenni. Ci rivolgeremo nei prossimi giorni ai medici di base e infine al tavolo della solidarietà per rendere la procedura di vaccinazione più snella, quindi raggiungeremo tutti i soggetti fragili, raggiungeremo i soggetti che non hanno la possibilità di recarsi a fare il vaccino, raggiungeremo chi non riesce a fare l'istanza, quindi di prenotazione, raggiungeremo chi è dichiarato intrasportabile in modo da fargli fare la vaccinazione domiciliare al fine di arrivare al traguardo sperato, che è quello di vaccinare tutti e raggiungere l'immunità di gregge. Inoltre vi aggiorno che ho fatto delle istanze finalizzate ad uno screening di massa o, nel caso in cui non ci fossero tamponi sufficienti, finalizzato a uno screening alle categorie più fragili. Detto questo, vi invito, e non mi stancherò mai di farlo, alla responsabilità, osserviamo rigorosamente la normativa anti-Covid e presto si spera si raggiungerà la fine di questo tunnel.